Ci rendiamo conto che non sarà facile per voi. Agli alpini abbiamo detto, siccome andrà a Biella, Biella è alpina, cercate di far vedere come si fa. Ecco, buon lavoro. Si procede ora al passaggio della stecca tra il presidente della sezione Monte Pasubio di Vicenza e il presidente della sezione ANA di Biella per suggellare lo scambio di consegne per la 96esima adunata nazionale del 2025. Era il 12 maggio 2024, la grande adunata degli alpini di Vicenza si chiudeva e con gli auguri di buon lavoro e il passaggio della stecca iniziava la 96esima adunata delle Penne Nere di Biella. A poche settimane dalla 3 giorni che porterà nella città piemontese 500.000 persone, tra queste naturalmente migliaia di alpini veneti, la macchina organizzativa si prepara per lo sprint finale. Il territorio, istituzioni, associazioni, tutti hanno fame di adunate e lo stanno dimostrando proprio con la partecipazione a tutti gli eventi che noi abbiamo organizzato in questo Aspettiamo l'adunata. Ormai possiamo dire con oggi che siamo già in adunata, la città è imbandierata a festa, ci sono molti volontari che devo ringraziare. La città e l'intera regione sono pronte a festeggiare le Penne Nere sempre in prima linea laddove vi sia un'emergenza. Per noi è anche un'occasione questa per dire grazie agli alpini in armi che sono in questo momento impegnati su tutti gli scenari nazionali e internazionali e poi all'Associazione Nazionale Alpini che per noi è preziosissima, come ben sanno tutti i nostri sindaci. Sacrificio, dovere, famiglia, i valori degli alpini che i Veci, anche a Biella, trasmetteranno ai Boccia. Il riferimento anche ai nostri valori religiosi, il riferimento soprattutto alla nostra capacità di saper dare soprattutto nel modo giusto, saper dare senza chiedere, saper essere sempre pronti e disponibili. Il messaggio è un messaggio, come abbiamo detto, alpini, portatori di speranza, quindi anche qui a Biella. Adunata nel segno della pace.